come la profondità del mare, che resta sempre immobile per quanto agitata ne sia la superficie. L'espressione delle figure greche, per quanto agitate da passioni, mostra sempre un'anima grande e posata. Quest'anima, nonostante le più atroci sofferenze, si palesa nel volto del Laoconte, e non nel volto solo. Il dolore che si mostra in ogni muscolo e in ogni tendine del corpo, e che al solo guardare il ventre convulsamente contratto, senza badare né al viso né ad altre parti, quasi crediamo di sentire noi stessi. Questo dolore, dico, non si esprime affatto con segni di rabbia nel volto o nell'atteggiamento. Il Laoconte non grida orribilmente come nel canto di Virgilio. Il modo con cui la bocca è aperta non lo permette. Piuttosto ne può uscire un sospiro angoscioso e oppresso. Il dolore del corpo e la grandezza dell'anima sono distribuiti con eguale misura per tutto il corpo e sembrano tenersi in equilibrio. Laoconte soffre, ma soffre come il Filottete di Sofocle. Il suo patire ci tocca il cuore, ma noi desidereremmo poter sopportare il dolore come quest'uomo sublime lo sopporta.